Stai zitto, stai zitto. You are alive, pronti? No ragazzi, guarda, finisce la diretta e saremo sempre più puntuali, puntualissimi anche questa sera. Come va? Allora, chi c'è? Vediamo chi c'è. Uno, ne segna uno, bene. Ora aspettiamo che si carichi un attimo e nel frattempo, cari amici che ci seguite tutte le sere da quando è cominciata la faccendaccia, fateci sapere se si sente bene il volume, se si vede bene l'audio, no, si vede bene il video, se si sente bene l'audio, volumi, tutto a posto, messa a fuoco, mettiamo fuoco, poi dicevo la mezzi altamente, ecco, alle mie spalle vedete è tornato il corvo cattivo, perché oggi non è una bella giornata per me, bruttissima, ieri non avevo dormito, oggi altre cose, comunque vediamo un po'. Giuliano Dal Pozzo, Daniele Moneghini, Brian, Nick Vallas, Verona, Luca, Sant'Eusanio, Fabrizio Zanoni, ciao Brian, ciao Giulia Bernardi, ciao. Su YouTube tutto bene, ci dice Daniele Moneghini, c'è sempre il nostro Mirko from Racale e la nostra Michelina, ciao bella. Insieme a loro abbiamo anche Giuseppino Forte e Gigi Baldassarri, 1 e 2 e voilà, lo mettiamo in mezzo così sarà il Gigi. Eccolo. E via. Così perché si sporca. Qualche giorno cominciano tutti a fare lo scemo. Cazzo Andrea. Questo è prendersi una scopa. No, poi tu gli domandi ma la quarantena come la vivi? No, la vivo bene, no, ma insomma, a me non mi manca, no, ma sono felice, sono allegro, perché quando si parlava, no, mi sono fatto da mangiare, c'è un parastu su brufolo sul naso, cazzo, sai quelli quando mangi troppe puttanate? E no, ma io sto bene in quarantena e poi eccolo qua. Perché questo le fa anche a telecamere, queste cose le fa anche a telecamere spente, ragazzi, non è che è così. Soprattutto a telecamere spente. Allora, io volevo un attimo illustrare, mentre vado anche a salutare Mirko Malaspina, che dopo sarà dei nostri, Luca e Raffaele Pireddu, il pranzo è servito, già, Olga Calancea, ti adoro, Cacafocu, anch'io, Olga. E volevamo andare ad illustrare cosa poi faremo durante la serata, perché ieri abbiamo cominciato a fare un giochino nuovo di improvvisazione teatrale, l'abbiamo un attimino modificato per il web, dunque andremo ad improvvisare tutti e tre questa volta più tardi nel gioco delle radio. Abbiamo già degli ospiti, li ho già avvisati, li ho già preselezionati, questa sera abbiamo fatto la lista. E dopo insomma ne vedremo nelle belle, ma magari Gigi o Beppe ve lo spiegheranno nel dettaglio. Una cosa, faremo anche il gioca Gigi alla fine. Sì, se avanza tempo possiamo anche farlo. Cioè, ieri sono avanzata mezz'ora. Avremo anche il contribuente. Stiamo arrivando alla fine di questa diretta arrancando, perché io no. No, dicevo, sì, dai, ma magari lo facciamo, dai, non c'è problema. Poi abbiamo sempre il contributo del nostro Giuseppe che ci ha mandato poc'anzi per quanto riguarda Conte dice cose, Conte fa film, Conte fa musica. E niente, perciò ne vedremo delle belle anche per questa sera. Nel frattempo si è aggiunta. Cosa, scusa? C'è anche l'ospite, se non sbaglio. Ci ha pensato lui. Ah sì, abbiamo anche un ospite da uno stato estero, però mi sa che non c'è il fuso orario, esatto. Lì, perciò vedremo buio, non come l'altra sera che eravamo in collegamento con quel ragazzo veronese che ha aperto il ristorante in Messico. Allora, Silvia Savio, c'è anche lei, Olga, ma chi è che fa quel cazzo di rumore lì? Tutto ma Gigi. Gli ha buttato a l'aria tutto della non so chi. Chiara Marchiotto, ciao. Michela, il Conte Dracula. Chi è il Conte Dracula? Per il gioco
Non è che Io ho stanno invitato arrivando- anche... non è che sta Domani ho arrivando invitato spunti anche per i delle donne per variare un po', che faranno da... perché adesso praticamente questo nuovo gioco, io, Gigi e Giuseppe improvvisiamo e con delle gag che poi, eccolo, qua non mi vedo più ragazzi. Ti vediamo noi però. Purtroppo. Io... no, adesso Ti è vediamo tornato. noi. Ho visto a un certo punto, adesso devo andare di là ad accettare qualche wifi secondo me, no? Molto probabilmente. Aspetta che vedo, magari stacco questo, perché qua è andata bene fino adesso. Speriamo che tenga, non ho più visto niente. Vabbè, dicevo, ti vediamo, ciao ragazzi, bene. Mi sono perso il filo, dove ero rimasto? Mi aiutate? Boh, Sì, eri rimasto vuol dire che quando il parlo, fuso cazzo, vi orario interessa, minchia. No, io te lo cosa stavo dici? dicendo, è rimasto il fuso orario, se è rimasto, che in Australia, siccome l'ospite è australiano, non c'è lo stesso fuso orario del ragazzo di ieri di Verona che è in Messico. No, allora, Quindi mentre adesso in No, Messico non è australiano, è di Gran Canaria. Gran Canaria. Mi sta scrivendo che sta provando a entrare, ma tu lo vedi, Mauro? Se c'è lì. Io se lo vedo, ma io adesso mi è sparito il beppe. Allora, il beppe può essere sparito, però io mi vedo in diretta. Anch'io Quindi, Sono se sei tu il seriamente problema con la se sei tu il problema con la linea, io approfitterei un attimo per spiegare il gioco a Gigi, che si farà dopo il secondo gioco di improvvisazione. Sì, vai, conduci tu che vado a vedere un attimo com'è la situazione internet. Ok. Cavolo, no, stavo per dire, mettimi anche il Gigi, che almeno sparo 4 stronzate con lui. Dopo, vabbè, conduco io. Allora, intanto ragazzi, Gigi, tu fai tipo la voce del signore, parli e io ti sento. Comunque, allora ragazzi, nel frattempo che mi riprendo dalla sigla, perché comincio ad avere una certa anch'io, vi ricordo che questa sera nella diretta, a partire da ieri, anzi abbiamo messo una novità, che è il gioco delle radio, quindi è sempre un gioco di improvvisazione. Perciò durante la diretta ci saranno 2 giochi, uno è quello delle radio e il delirio ve lo spieghiamo dopo. Poi ci sarà anche il nostro ben amato Gioca Gigi, giusto Gigi? Giusto. Ciao, ok. Sì, Solo avessero scacciato dal parametro. Sì, ti sento. Ok, quindi come al solito, anzi ormai chi ci conosce sa già come funziona. Per i nuovi, come funziona il Gioca Gigi? Più tardi nel corso della diretta, Gigi improvviserà una storia che direte voi. Quindi adesso voi nei commenti mi scrivete 2 titoli, Gigi, non uno. 2, 3 anche se 2. vogliono. Vabbè, 2 o 3 titoli, fate quello che volete, più il nome di un genere cinematografico, horror, musica, l'azione, quello che volete. Io intanto li segno e da questo momento, caro Gigi, tu non leggi più i commenti. Basta. Tolti. Ma forse è lui che ha problemi, Gigi, perché io vedo lui ogni tanto che si blocca, anche te. No, io lo vedo bene. Scorrevole. Comunque, vediamo qua, Vittorio Cecchinato, Michele Vitale, Simo Gebrano, Carlo Ferrara, ciao, buonasera a tutti, Michela, Beppe la luce della D'Urso in faccia, lo diciamo anche noi, Antonio Toma, ciao. E ciao ragazzi, bene, allora abbiamo già sotto... Ma che cazzo beve quello? Ma che acqua! Grappa. Lui... La bottiglione da 5 litri. Sì, non ha la bottiglia normale da litro, ha 5 litri. Acqua! È quello dove ci va l'olio. È un modo per fare fitness. È un modo per fare fitness, perché io così faccio. Ci va l'ho finito, l'ho bevuto tutto l'olio. Quindi per fare bicipiti cosa faccio? Uso questo così. Guarda, Cazzo, potrebbe essere una soluzione però con il vino, secondo me. Sì, lì fai 3 serie per 15. Allora ragazzi, qua sotto c'è gente pronta per giocare con noi. Noi abbiamo il contributo. Cosa vogliamo fare prima? Pesca Gianluca, dai, se lo vedi, c'è. Perché mi scrive, ma mi vedi? Io non è che ho la canna da pesca, Gigi, e poi nel mare di internet vado a prendere i pesciolini. Ma se tu hai detto che ci sono già delle persone... perché io gli ho mandato il link, tu devi mandare il link che ti ho mandato anche a te.
l'ho mandato. anziano, e poi con le tue ditina che sono capaci solo a scrollare per vedere, Vede questo? devi andare a premere. Ragazzi, io stasera c'ho una giornata di merda, ve lo dico, non ho voglia di, non ho voglia di ridere. Allora se non ho voglia di Ho fatto, ridere, ho fatto anche un video, Ma spiega che cosa è successo allora, perché non hai voglia di ridere? Prova Così a almeno uscire- ridiamo prova a noi. uscire e rientrare, magari. Perché il Gigi non sa niente. Ho fatto un video. Gigi non sa nulla. Ho fatto un video, Non voglio sa pubblicarlo domani, ve lo faccio vedere. Mi sentite? Sì. Allora, però non parlate perché metto il microfono vicino alla cassa, perché l'ho montato, ma 10 minuti, cioè ho finito di montarlo 10 minuti prima di venire in diretta, che va a spiegare un po' la mia situazione. E allora magari ve lo faccio vedere, dai. Ecco qua, tunnel spaziale. Questo video vi conviene condividerlo perché farà saltare dalla sedia parecchie persone. Già, perché se come me siete convinti che il 4 maggio poi si uscirà, si prenderà la macchina, si potrà andare finalmente in giro liberamente, io vi consiglio di andare a guardare la scadenza della vostra patente. Già, siete già andati a guardare? L'avete controllato? Perché mi sono accorto che, come me, purtroppo c'è una marea di persone che si sono accorti di avere la patente scaduta nel momento in cui hanno compilato l'autocertificazione per la prima volta. Dunque cosa succede? Allora non vi preoccupate, perché se la patente è scaduta dal 1° di gennaio, a quanto pare hanno fatto una proroga fino ad agosto. Ma se, come me, ahimè, la patente vi era scaduta già dall'anno vecchio, e niente, dobbiamo aspettare il 4 che riaprano le varie autoscuole, i vari medici, farci il segno della croce e mentre vedremo le persone il 4 maggio prendere le proprie automobili e dirigersi liberamente verso qualche destinazione, io insieme a qualcun altro dovremmo aspettare. Controllate la patente, la scadenza. Come siete messi voi? Ah, beh, a me scade Come l'11 siete? dicembre 2024, perciò, quindi, Cioè, e non ho ragazzi. avuto bisogno di ricontrollare, Cioè, ragazzi, si è sentito bene? No, Si è io ho visto rischiato bene? con l'assicurazione. Sì, Come e si tu in vedeva ritardo, bene? adesso. Eh? Sì, si vedeva bene. Contributo con Però, Germano e mondiale. Si è visto? ma aspetta, il tributo con Germano? A un certo punto del video, ma allora tu non l'hai visto, vedi? Sì, che Non l'hai l'ho guardato. visto, però non... A un certo punto spunta. tipo adesso mi stai arrivando in ritardo. Mi Vabbè. stai arrivando in ritardo. Comunque, ragazzi, questo è successo. Porca troia. Adesso ci sei. Stamattina dovevo andare a prendere dei pagamenti perché ho esigenze lavorative, dunque mail pack inviata alla prefettura, doccetta, camicetta, pantalone, finalmente si esce, si va in giro. Insomma. E vado in macchina pronto per compilare l'autocertificazione. Porca troia, la patente è scaduta. E praticamente Ma no, dai. E quindi non vai in giro, cioè non è che adesso ti fermano, patente scaduta, ti fanno la multa e te la ritirano. No. Niente, ho chiamato quella dell'autoscuola e mi fa: guarda, ce n'è una montagna, perché li fermano con l'autocertificazione, gli danno la patente, guardi che è scaduta, via. Perché giustamente la scadenza della patente non è che ti avvisano, no? Ti avvisa, buonasera, patente all'indetto, quando c'è la patente scaduta. E allora?
Allora sono 150 euro il ritiro della patente. Minchia, cioè, capito? Tanti si accorgono così, tanti si accorgono così. E io mi ero distratto adesso, di qualche mese. Perciò adesso è la macchina bloccata. No, ho la patente, devo aspettare di qua. E deve star fermo. Allora, se è una giornata normale, tu in un giorno o due trovi un dottore in giro per le scuole guide, paghi e ti fa la visita, è tutto a posto. E adesso è tutto chiuso, dove cazzo vai? Ma quello è il problema. Infatti, come dicevo nel video, a quelli che gli è scaduta il 1° di gennaio hanno prorogato fino ad agosto. Infatti adesso sulla patente, anziché la data di scadenza, c'è scritto state a casa con l'hashtag. Infatti il prossimo meme di Conte sarà potete uscire tutti dal 4 maggio, andare dove volete liberamente, ma lasciando la patente a casa. Perché non abbiate la patente scaduta, insomma, fuori. No, solo quelli con la patente scaduta, così fanno la multa, vabbè. E anche col bollo capita, ci dice Michele. Avevo la macchina a metano, pagavo un cazzo di bollo, alla fine l'ho venduta e ho detto guarda, devo pagare il bollo, non so quanti anni è, 2-3 anni, no, sono 6 anni di bolli. Vabbè, ho detto, paghiamo tutto, mora. Ma sì, tanto era poco alla fine, non è che pagavi poco di mora. A me a fine marzo è scaduta l'assicurazione, però vabbè, quella la rinnovi online. Certo. Vabbè, ragazzi, io sotto c'ho tantissime persone, vediamo quante sono. C'è anche aspetta, questo lo facciamo venire dentro subito. Gianluca, com'è da Gianluca? È bloccato però. Il Zec. No, ha detto che è entrato. Sì, eccolo qua, però è nel museo di Madame Tussauds. Gianluca, non so, prova a rientrare, dai Gianluca, perché lui è praticamente da dove Gigi? Da Gran Canaria. Gran Canaria, sì. Gran Canaria. Spagna. Abbiamo già 3 sotto, io li vedo, voi no, ma abbiamo già 3 spettatori per quanto riguarda il gioco delle radio. Io ho detto 22-20, ma loro... Esatto, invece per il Gioca Gigi vi ricordo di scriverci 2 o 3 titoli di una storia completamente inventata da voi e un genere cinematografico. Potete uscire nudi con le mani in tasca, ci scrive Michele. Chiederanno un occhio, Mauro, dai, non disperare, vedranno la situazione. No, che cazzo è? No. Vabbè, dai, aspettiamo, ragazzi. No, allora, sì, Paola, devo marinare ancora bene l'idea, penso per domani, ma se andare già da domani non me la sento. Domani cos'è? Giovedì, ma magari per venerdì, per assaporare un po' del weekend, io mi sono detto, nulla mi vieta adesso con Mailpack e mandato di rappresentanza che mi autorizza e autocertificazione, andare a fare devo fare 14-15 km in bicicletta. Fanculo, così faccio anche un po' di moto, o no? Ma in teoria adesso l'attività fisica tu la puoi fare senza problema. Ma anche fuori dal comune. Sto parlando di partire da Zevio e arrivare in Borgo Venezia in bicicletta, vero? Però magari la faccio, anche sì. Tanto non mi posso... Guarda, la prendo scaduto, devo andare in bici. Cazzo, ma adesso... Accontentati, scusa, continuo a girare in tondo per Zevio. No, faccio proprio un tragitto lungo, devo andare fuori comune, c'è una bella pedalata, ci metterò... Prendi una 3 bici ore. elettrica, una bici elettrica. No, bravo cazzo Gigi, chi vuole prestarmi una bici elettrica? Ma tu pensa che cazzo di situazione? C'era la tipa dell'autoscuola, mi sentiva disperato, ho detto perché lei si deve capire, è una limitazione nella limitazione, cazzo, ma tu ti rendi conto, io non posso neanche andare a fare la spesa, devo andarci in bicicletta, cazzo. Con le sport, una di qua, una di là. Con le sport, con la graziella come le vecchiotte. Questo è la bastonata, tutte le pizze, le torte. Adesso andrò a fare tutto in bicicletta. Perché devo portarti la spesa a casa in bicicletta, cazzo? No, ma devo fare assolutamente così. È mea culpa, perché non mi sono ricordato e perché ho mai tanto sti giorni. Bene.
È il karma. È il karma. Ma veramente è mi ha il karma, punito e perciò mi impegnerò è il ad karma. andare dove devo andare per lavoro, ovvero in Borgo Venezia. Zevio Borgo Venezia, quanti chilometri sono passando per la Mambrotta? Chi è che se ne intende? Ma è 12, 13, una quindicina. 15 andare, 15 tornare, 30 chilometri. Ma con tutte le applicazioni che hai sullo smartphone, ti calcoli tutto. Sì, no, vabbè, ma e biciclettina da passeggio, no? Bicicletta da corsa, vero? Bicicletta da passeggio, ma col giubbottino, cioè così te la fai, dai, Gigi, tu ex ciclista, 15 km, mattinata, per pranzo sei a casa, dai. O no? Sì, Se la faccio ve la documento col telefonino, dai. Perché ragazzi, io ho fatto 2 conti, sarei autorizzato. Cioè, ho tutte le carte, però non ho la patente, non posso andare in macchina, ci vado in bici, cazzo devo fare? Vabbè. Allora, ragazzi, cosa facciamo? Scusa, vai con la macchina di tua moglie. Io ho la patente scaduta. Pronto? Ah, ok. È la battuta. Ma vabbè. Le battute di merda su. Metti su una musichetta, dai, Sì, sfogati un po', dai. Metti su una musichetta. Metti su una musichetta. No. La metto dopo perché ne sto cercando una. Ce n'ho una in testa. Adesso la cerco. No, quella lì, l'unica bella era quella dei neri che ballano con la bara del 1300. Sono morto anch'io. Quella è fantastica. Beh, ma ne stanno facendo tante versioni. Allora, ragazzi, cosa vogliamo fare? Vogliamo giocare? Se non c'è Gianluca, giochiamo. Gianluca, no, è Gianluca. Ah, eccolo qua. Dai, fallo. Eccolo, Gianluca. Gianluca from cos'è là? Gran Canaria. Gran Canaria. C'è una linea che non è che è Gran Canaria, insomma, non è che va. Io che la linea di cacca. È la mia, È la mia. Qua dunque, passi in mezzo al mare e arrivare fino qua si perde un po'. Dunque, Gran Canaria che vai, linea che trovi, insomma. Esatto. Le famose linee che fanno cacarie. Le cacarie. Esatto, le famose cacarie. Gianluca, ma tu com'è che ti trovi a Gran Canaria, tipo? Da quanti anni? No, io sono arrivato, 18 anni che sono qua. Porca va. E la prossima volta vengo prima. Sì. Ma scusa, no, ma tutti dicono così, ma però, ad esempio, io ho gente che l'ho conosciuta, mi fa sì, bello, sono stato 2 o 3 anni, però cazzo, casa tua la te manca, te che vuoi tornare, come giustifichi allora, questa cosa? Non a farmi tastassare, mi fuori sotto l'Ispana, mi fuori la perla. Allora, effettivamente no, c'è una cosa da dire. Un ragazzo magari giovane, 20, 30, sotto i 40, diciamo, magari gli manca qualcosa. Personalmente sono arrivato qua che aveva già 40 anni. Voglio dire, io mi trovo bene per le mie esigenze. Bisogna sempre vedere uno cosa ha bisogno, insomma. Ma vedo che conosci parecchie persone qua che ti salutano dalla chat, Giovanni, poi Gigi, come tu sei di Nogara anche tu? No, io sono della Doltra. Isola Isola della Scala, scusa. Sì. Esatto. Ma scusa, cos'è che fai a Gran Canaria? Allora, qua a Gran Canaria, praticamente già in Italia, allora mi occupo, faccio un network marketing con Herbalife e immobiliaria. Quella l'ho inserita 4 anni fa, praticamente. Io sono stato a Gran Canaria, ma guarda, io avevo prenotato un viaggio per andare in Egitto. Il viaggio partiva un mese dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Anche no, scusa. Sì. Dunque ci hanno dirottato a Gran Canaria. Dunque, Gran Canaria, Maspalomas, siamo scesi a Maspalomas, sì. Tanti centri commerciali. Sì, no? Anche a Massa. Turisti tedeschi, tanti inglesi, d'inverno, norvegesi, cioè Paesi Bassi. Temperatura da paura, bellissima, il giro dell'isola 30 km via, rotonda.
Comunque, ecco, la cosa bella di quest'isola è proprio la temperatura. Togli quella, qua finì la minestra. La sì. temperatura praticamente no, è spettacolare. Cioè, anche d'inverno, quando fa freddo, è 22-27 gradi di giorno, 16-18 quando fa freddo di notte. Come adesso, praticamente, d'inverno, come adesso da noi qua. Ah, esatto. Ma tu D'estate, torni mai qua, Gianluca? Sì, ma no, allora, il paese più bello del mondo è l'Italia e è ancora più bello dove ti sei nato, cioè, ci mancherebbe. Comunque è vero. No, torno assolutamente almeno una volta all'anno, c'è mia sorella, i miei nipoti che saluto se mi vedono, ciao a tutti, bei come sono. No, assolutamente, e dopo insomma amici così, però devo essere sincero, a parte gli affetti diciamo familiari, magari 2 o 3 amici così, però devo essere, sarà 18 anni che sono qua, però il paesello lì oggi come oggi non ci tornerei a vivere. Allora qua Vittorio ci dice che ci sono tanti pensionati alle Canarie che vivono. Italiani. Sì, vero, confermi. Definitivano la pensione, prendono anche un 10-15% in più della pensione. C'è uno che prende 1.000 euro, qua ne prende 1.150 circa. Comunque costa meno vivere. Non è purtroppo come tante agenzie, venite alle Canarie che c'è il paradiso terrestre. Qua bisogna lavorare, sì, ma è normale. Beh, ovvio. E se no ti stacca la linea, hai visto? Hanno fatto, è caduto. Esatto. Cazzo, è caduto. Però dai, era interessante. Non posso chiedergli la sanità com'è, perché è rientrato, eccolo qua. Sta già facendo un pensiero per la pensione, Gigi. Sì, sto pensando. È pensionato da Dio. Comunque è una realtà che non è vero che qua c'è lavoro, alla fine purtroppo è un porto di mare. C'è un professionista, un cuoco professionista che in Italia può prendere 4-5 mila euro al mese, qua quanti? Scusa, in che Italia sei stato? Guarda, no, sì, quando, nel 1985 4-5 milioni magari, sì, all'epoca. Adesso lo prende in euro, se gli va bene, se gli va bene. No. Va bene, diciamo che qua fondamentalmente costa meno vivere, non così, cioè non c'è l'inverno, perciò non c'è le case, qua non c'è il riscaldamento, non serve. Sì, la luce. Comunque Zec, qua ti chiamano tutti Zec, qua sei conosciutissimo. Claudio Bassi ci scrive: ciao Zec, sono il fratello di Fiorenzo Bassi. Sì, conosco, ciao Claudio. A me tanto che non ti vedono, ma secondo me c'è la combricola del Gigi qua, di quelle Isola della Scala che guarda per la sessantina che abbiamo ogni sera. La Paola Marini, te la ricordi? Sì. Come me la c'è? Non mi ha l'Alzheimer? Cioè, sono Ma Paola, quanto si poteva che avevi i capelli, eri un bel ragazzo. No, scherzo. Sì, adesso se mi metto il cappello e il profilo potrei essere Sean Connery dei poveri, dai. No, è un bel personaggio qua, Zec. Bello bravo. No. Scusami, con chi vivi alle Canarie? Ragazzi, scusate un secondo, ragazzi, scusate, vi do giusto una cosa tecnica. Esco un attimo dalla diretta e riavvio il router perché continuo a avere problemi di linea, ok? Ci vediamo fra un attimo. Ok. Ah, sei da solo lì? Io sì, sono da solo. Sono da solo. Sì, non è che ti sei sposato là per amore, perché l'altra sera chi era... Non mi sono mai sposato, non ho nessun figlio che mi reclama in giro, perciò credo che non. Ma hai l'età del Gigi? Hai l'età del Gigi? 62, Gigi. Sì. Gigi, vedi, non è mai sposato, non ha figli, parto papà. Un annetto. Gigi. Quello che ti frega è il taglio di capelli, Gigi. Lo so. Sì, non più giovane. No, taglio di capelli, se no, poi per il resto. Tagliateli tutti, Gigi, rapate. A zero. Claudio dice: mio fratello ha 20 anni che vive là, tutte le Canarie, ragazzi. Io non lo so. Qua la cosa bella, io ho sempre detto, qua la cosa bella è che se tu ti comporti bene, nessuno ti rompe le balle. Cioè, fantastico.
qua si lavora, si paga le tasse. Attenzione, siamo in un posto dove l'IVA è il 7%. Mamma mia, l'IVA al 7%, ragazzi. Poi E benzina comunque, costa poco, sigarette costano poco. Cioè, è vivibile, è vivibile. Adesso non dico, io sono autonomo, diciamo che ho la partita IVA, no? Mm. E mi è già arrivato l'aiutino, 600 euro, per carità, però è già arrivato. Ah, ma scusa un attimo, che qua stiamo parlando di italiani all'estero, ma non abbiamo parlato, no, è la cosa più importante, ma com'è la situazione lì in Canaria? Perché vabbè, penso turismo fermo. Uguale. Cosa? Bloccato, siamo fino a qua. Tutto. Zio. Turismo bloccato. Abbiamo bloccato tutto, hanno fatto bene perché allora purtroppo, con rispetto chiaramente, i morti sono morti, bisogna rispettarli. Diciamo ne abbiamo avuti molto pochi in Gran Canaria. Ma ascoltami, ma allora, siccome che là ci sarà un indotto, vediamo di metterti un attimo, ecco. Nel senso, il turismo è 365 giorni all'anno, giusto? Dunque alberghi pieni, persone che lavorano dentro gli alberghi, tutto pieno, e questo qua si è bloccato, cazzo. Si è bloccato. Si è bloccato. Peccato, volevo fargli la domanda. Volevi fargli cosa volevi chiedergli? Casca lui. No, questi qua da un certo punto, da un giorno all'altro, si è trovati con tutte queste persone che camerieri, ristoratori. È tornato? È una macchina. No, ancora fermo, vedi. Vabbè. Vediamo, eccolo. Il problema. Cadi ogni tanto, Zec, purtroppo. Eri caduto. Ma anche adesso non è che sia proprio Arzillo, Si vede che sei del 62. Dai, Zec, ci proviamo un'altra sera. Se no, dai, un'altra sera lo facciamo. Sì, dai. Riproviamo, dai. Magari scriverglielo. Finiamo. No, ci ho riprovato, basta. Adesso lo scrivo. Digli, guarda, dai, proviamo un'altra sera, così ci racconta un attimino di Gran Canaria. Poi abbiamo un collegamento con il Messico. Se avete qualcuno che ci segue o che ci vuole seguire dall'estero, fatecelo sapere e che noi lo contattiamo, ci facciamo raccontare come la vivono dalle parti di dove poi eventualmente questa persona. Ragazzi, condividete la diretta che fra un po' si gioca, condividete la diretta, sotto c'è il pulsantino sul telefono, dai, schiacciate sotto, condividi nei gruppi, condividi video parties, che tra un po' si ride. Fammi capire una cosa, ma il Zec anagraficamente è più grande del Gigi e se li porta meglio di lui? Vabbè, ma tu non c'eri perché eri avviato il router, l'abbiamo già preso per il culo abbastanza, vai. Ok. No, ma io... Ma noi ti vogliamo bene. Allora ragazzi, siamo pronti, proviamo a fare questo gioco. Do un bacino al Gigetto. Anch'io. Grazie. Il Gigi fa il club. Aiuto. Allora, siamo pronti ragazzi? Chi che sta in mezzo però? L'ho visto quel film. Esatto. Il Gigi deve stare in mezzo. Allora, Beppino e Gigi. Yes, sir. Okay. Poi io questa sera per il nostro gioco di improvvisazione, aspetta che c'è un... per il Caca Radio. Aspetta che mettiamo anche la scrittina. Il Caca FM. Gioco di improvvisazione, così chi si collega in questo momento lo sa cosa stiamo facendo, dice quelli sono scemi. Dunque noi adesso simuleremo 3 radio e abbiamo 1, 2 e 3 ospiti, poi ne abbiamo un altro. Sono stufo di vederlo sto qua. Ne abbiamo un altro Jolly, mi sono tenuto. Allora, ciao, ragazzi. Ciao. Davide il Jolly, infatti ne ho un altro ospite che dopo lo andremo a switchare con Davide, che è quello qua, Andrea Padovani. Ciao Andrea. Ciao. Però nel frattempo facciamo giocare Ange
e con il primo giro. Dunque, ragazzi, cosa dovete fare? Noi improvviseremo una radio. Noi siamo speaker radiofonici di una radio, possiamo anche mettere dei dischi, però li dobbiamo cantare perché non abbiamo nessun tipo di supporto, giusto Gigi? Giusto. E voi ci dite il nome di 3 radio, ovvero Federico Martinelli, che tra l'altro ricordiamo Federico Martinelli di Quinta Parete. Dunque andate a seguire anche la sua pagina perché fanno delle cose. Cosa fanno, Federico? Delle cose belle, sì. Ma anche noi tante dirette, appuntamenti, musica, pezzi teatrali, approfondimenti culturali, tante cose. Si parla di teatro, musica, cultura, insomma. Arte e cultura. Arte e cultura. Bene, Quinta Parete. Poi abbiamo Mirko Malaspina di www.velodo.com. Che cacchio dici? No, dai. Mirko Malaspina, il nostro Mirko Malaspina, il nostro Davide Angelini. E dopo facciamo entrare anche un po' Andrea Padovani. Allora, pronti? Federico, devi dare il nome di una radio a Gigi, tu devi darla a Beppe, Mirko, e tu, Davide, a me. Noi abbiamo la possibilità di cambiare 2 volte. Cioè, no, scusa, 1 volta o 2? No, 1 volta. Decidete voi. Una volta, dai. Bene, pronti? 2 mai, via. Radio Irra o Irradio. Irradio. No! Cos'è? È una marca? No. Sì, è della tua età anche, Gigi, quindi... Ah, ok, una radio vecchia, dai. Bene. Radio Irra. Attengo. Vai Malaspina. Vai Malaspina. Radio Maria. La volevo io. La tengo, via. Ah, quello giusto. Oh, mi raccomando, Mauro, Radio Dai. Mortadella. Mi piace. Argomento. Chi lo dice? Mistico. Ok. Parto No, io. facciamo dare tre alternative, vediamo quella che ci ispira di più. Ok, mistico, poi Mirko? Mistico può essere una parola di partenza anche. Ma può essere qualsiasi cosa l'argomento, Sì. Un ombrello. Dai. L'argomento? Sesso. Sesso. Mi piace con mortadella. Baule. Allora, Non avrei mai pensato che Malaspina avesse detto sesso. Si va 2 su 3. Cosa scegliamo? Vai Gigi. Allora, ma dai, visto che c'è Radio Maria, scegliamo sesso. allora vado per sesso, dai. Come non potrei trovarmi d'accordo? Dunque, ci presentiamo, sono Mauro di Radio Mortadella e oggi parliamo di sesso. Sesso delle mie brame. Chi è la più vogliosa del reame? Benvenuti. La più vogliosa che in questo momento prega per noi. Santo Rocco Siffredi, prega per noi. Santa Mia Califa, prega per noi. Santo Eusanio da Rodi, prega per noi. Rodi, perché tu non puoi vedere quello che possiamo vedere noi qua, Radio Mortadella, l'unica radio che ti piace mangiarla come una frittella, tipo, ma sì, friggi questa mortadella, mangia, bel porcone mio. Allora, per tutti i porconi in ascolto, oggi a Radio Mortadella avremo come ospite Peppa Pig direttamente dal macello, la stanno preparando per noi. Un macello. Ci state scrivendo in tantissimi, il radio è una vecchia radio, ma scusate, un po' di polvere qua, un po' di polvere mettiamo questo disco, vediamo, è un disco del 1936.
e così soffiò sulle candele. Nel quinto atto della tragedia, Rocco Siffredi si inginocchiò e disse: ed ora prega per noi. Abbiamo dei problemi con il collegamento. Noi abbiamo un collegamento qua su Radio Mortadella con un grandissimo esponente del mondo, ma sentiamo dei disturbi alla linea, forse non riusciamo a collegarci. No, siamo in collegamento con Gianpiero Galeazzi. Buonasera. Scusate, cambiamo disco perché questo è proprio rovinato qui ai radio, la radio antica, molto antica. Noi trasmettiamo ancora coi microfoni, quelli con le valvole, sapete, quelle che diventano rosse, gialle, bianche e tutti i colori della fede. Ne parleremo qui in studio con un ospite, Don Mazza. Sì, buonasera, salve. Rosso, verde, i colori della fede e anche delle radio vecchie. Che cosa poter dire a questi fedeli? Vi piacciono le vecchie, porconi, vi piacciono, Dunque noi abbiamo selezionato per voi questa sera una grande selezione musicale, perché forse noi ci siamo dimenticati che le nostre radio devono parlare di sesso. Sesso, quello non scade mai, signori, perché anche ai radio, che le posizioni che consigliamo noi sono le classiche, missionario, che lo fate solo per procreare, altrimenti nel nome nostro fornicate, ascoltate Radio Mortadella, l'unica radio che mi piace come una frittella, e con questa chiudiamo. Bravi. Bene, allora dai, primo giro è andato. Allora, bravi. Davide, ti sostituisco con Andrea Padomani. Ecco qua. Ciao a tutti. Mischiamo un po' le carte, però attenzione. Siamo pronti? Via. Aspetta che devo mettere la sigla delle carte. Cavolo, mi sono dimenticato. Vabbè, dai. Domani. Prossimo giro. Allora, attenzione, 3 nomi di radio. Vai. Chi parte? Si riparte da zero. Sì. Mirko. Radio Cincin. Okay. Colpo grosso. Ti piace? Bene. Malaspina che sente gli effetti di quarantena. Andrea, vai. Dai, in tema con quello di prima, quindi Radio Cane. Date piano a dirla. Ti piace Radio Cane? No. Vai Fede, spara. Radio Nacchera. La nacchera spagnola, beh. Andrea, quanto tempo ho per decidere? La so. Allora, cosa devo dire? Affetto. La tengo. Okay. Boni. Okay. Malaspina, argomento. Spara un argomento. Tette. Malaspina, dai. Vai Andrea. Io direi solo uomini, cazzo, domani per meno male che sono le donne domani. Se anche le donne però una roba che può andare bene, affetto, ma affetto nel senso di affetto amoroso, affetto il salame, affetto coronavirus, perciò Okay. affetto. Federico? Carciofo. Che rompicoglioni, questa è una parola che adesso io voto carciofo, ve lo dico. No, Gigi, allora tu? Tette. Anch'io. In realtà la volevo votare anch'io, però. Ok, chi parte? No, presentiamoci come speaker. Okay. Dunque, sono Gigi di radio e poi sono Beppe. Allora, io sono Gigi di Radio Cincin. Qui per voi Beppe di Radio Cane. E qui con vosotros soy Pablo de Radio Nacaras de los España. Maracas.
Soy Maracas. Prendo Colpo io la linea qui da Radio Cincin. Allora, buonasera a tutti, qui Radio Cincin. Dov'è il microfono? Scusami, di chi è che non ascolta? Guarda che qua in metà anche le carte qua, ma chi è che... Ma chiudi quella porta lì. Porta, chiudi quella porta di lì per favore, va là. Amici in ascolto, benvenuti su Cane, la radio che vi terrà Vaffanculo! No, vai Mona, metti una roba tutto. Mona es una parola muy importante por la Italia del Nord, ma costa aquí que estamos a Radio Maracas, Mona, no entendemos cosa es. Mona es una parola... Pensiamo sempre a quelle cose, perché allora, se prendiamo una coppa fatta, le tette mi fanno venire in mente le coppe. Se prendo una coppe vinte da il nostro campione mondiale ma chi è che fa quel cazzo di rumore lì, qui su Cane, la radio? È un'altra parola muy particolare usata muy spesso nell'Italia del Nord, qui è del Radio Maracas, poi questa sera parliamo de tette. Non dimentichiamo mai l'argomento principale che è le tette, come ha suggerito il nostro amico dal pubblico. Dunque, parliamo de tette a Coppa B, C o D. Parliamo di vino non ne ho bevuto tanto. Più la coppa è rossa e più la tetta è rossa e più ci si imbriaca. Cosa dite voi? Bisogna bere, ragazzi, bisogna bere. Bere alla guida è sconsigliato, perciò ritirano la patente. A questo punto passiamo ai messaggi che ci arrivano da casa. Ci scrive un certo Lucky che ci dice sì, e soprattutto quando Lucky siamo d'accordo nel momento in cui dici bene. A questo punto qui su Cane le hit del momento. Hit del momento anche per Radio Maracas. Tenemos una música da farvi ascoltare muy importante. La música es la canzone delle tette. Perché a nosotros ci piace le tette e la Mona, come si diceva prima. A Monaco c'è una festa bellissima che c'è in ottobre, che si chiama Oktoberfest. Alla numero 2, alla numero 1 qui su Cane, la radio che trasmette la musica più bella del mondo, la nuova hit. Oh Chihuahua, what can make you go? Chihuahua, what can make... Oh Chihuahua, bene, siamo qua tornati. Chihuahua è un cagnolin piccolin che spacca i coyomeres, muy piccolino, muy che non è insignificante, ma che spacca i coyomeres. E con questo noi chiudiamo. Grazie ragazzi, dai, bello giro anche questo. E vabbè, dai, c'è anche no, non riesco a far entrare Davide, ma lo salutiamo dopo. Dai, il secondo esperimento devo dire è andato bene. Allora, grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie. Dunque, Grazie, salutiamo, cominciamo a salutare Federico Martinelli. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Poi salutiamo il nostro Mirko Malaspina. Okay. Ciao Mirko, te vedo bene, comunque quarantena te passa, dai, pian piano. Facendo il libretto, mi raccomando. Sì, sempre una brutta linea comunque di internet, ma prima o poi la quarantena finirà. Ci si vede un po' a scatti, dai, però non fa niente. Sei bello, ho visto che hai fatto anche il cappello. Sei andato dal barbiere Astroso, sì? No. Ah no? Non ho fatto niente. Vabbè. No. È perché ho messo la lacca. Ah, la lacca con l'H. Ciao Malaspina! Ciao. Mirko con l'H. E poi salutiamo anche il nostro Padovani. Ciao a tutti, grazie. Bussolangeles, speriamo di vedersi appena finisce tutto. Belli sempre quei quadri, dietro c'è un Ozzy Osbourne, se non sbaglio.
Da finire con calma. Con calma Chi lo c'è? finiamo. Là dietro vedo chi è? John Lennon. John Lennon, John Lennon, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, o Sì, la un po' di John musica. Lennon. Cioè, non li posso più vedere dal vivo, me li faccio qua e me li tengo qua. Io vedo. Mi sembra di essere John con Lennon. loro. Ok. Vedo Ciao Andrea, John sì, Lennon, sì, Jimi Andrea, Hendrix e mia moglie. sì. Chi è che vedi? No, era sui quadri di prima, che vedevo John Lennon, Jimi Hendrix e mia suocera, quella lì Esatto. con la tuba. Ci siamo dimenticati di Davide Angelini. Davidino. Ciao ragazzi. C'era qualcuno che ci domandava, Grazie. Davide, sai che questa sera hai messo il gas perché non sentono i bambini, per lui ne ha 6, insomma. No, gli ho messo il mute. Ah, ma Davide, posso chiederti una cosa? Mi è venuta in Certamente. mente. Tu hai 7 figli, giusto? No, 6. 6 figli, hai 6 figli, giusto? Buono. Sì. Ma la sera, quando gli devi raccontare la favola, come cazzo fai? Non gliela racconto? Ok, perfetto. Una delle 6 di mezzo. Gli racconta la storia della vacca Vittoria. Me la raccontano loro. Quando era piccolino Tommaso, mi racconti una storia. Quando non avevo gli dicevo, vabbè, ti racconto la storia della vacca Vittoria. Ah sì, e com'è? Questa è la storia della vacca Vittoria. Muore la vacca, finisce la storia, punto. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Ciao, Davide. Ciao. Caro. Bene, allora, passa il tempo qua ragazzi, siamo già a 50 minuti di diretta, guarda, giusti per far vedere il contributo che il nostro Beppino ci manda ogni sera e dopo ci salutiamo. Allora, tunnel spaziale aperto, Mele Conte, eccoli qua, partiamo dal primo della serie Conte dice cose, dopo i boscaioli torneranno a lavorare quelli che in questa quarantena si sono allenati. Non l'avevo letta, cazzo, non l'avevo letta, l'avevo scaricata così, sei un deficiente. Gli uomini singoli, bella questa. Oh, ti giuro non l'avevo letta perché ero di fretta. La app Immuni rispetterà la vostra privacy. Se avete creduto ai 600 euro alle partite IVE, crederete anche a questo. Vabbè, qua questa non mi ha fatto un po' meno ridere perché è abbastanza polemica, però c'hai ragione. Conte fa film. Arrivati a Wuhan il pubblico per lo spettacolo sparì. C'era più di... Anche questa l'avevo intravista, sei un deficiente. Ma infatti è bello non leggerle, leggile in diretta. Sì, no, veramente. Ma faccio fatica perché faccio copia e incolla. Se faccio veloce magari avevo il telefonino, però mi scappa l'occhio. Qua, dilla tu. Avada stai a casa. Avada stai a casa. Harry Potter e calcio. Vabbè, io non seguo Harry Potter. Harry Potter che potrebbe essere anche una ricotta, no? L'eroe di cui Wuhan ha bisogno, il cavaliere Oscovi. Chiaramente riferito al cavaliere oscuro. Cominciamo con le canzoni. Cecchetto featuring Conte, gioca e Chueir. C'era anche Starnuto. La SketchUp featuring Conte, Assembreie. Questo l'ho capito adesso. Assembreie. DJ Bobo featuring Conte, leggila tu, com'è? Chihuahuan. Questo qua era quello. Chihuahua, era lui. DJ Bobo, sì, è vero. Chihuahuan. Mamma mia, ragazzi. Ci ho messo un po' perché non mi veniva chi era DJ Bobo, non mi veniva chi... queste fanno ridere a lui. Se le fa... L'ho capito adesso. L'hai fatta tu, cazzo. Ragazzi, vi rendete conto che sì, no, vi rendete conto. Siamo arrivati qua? No, sì, qua siamo arrivati a livelli di quarantena infiniti. Allora ragazzi, salutiamo tutti quelli che sono stati con noi. Mirko con la C con la K, ma se no sarebbe Circo, quella è una bella barzelletta. Ciao Michelina, e Pietro Rossato che si era appena aggiunta, Silvia, Daniele, Stefano e Mirko, Luca Brombe, Antonio Mirandola, siete sempre voi, siamo sempre una cinquantina, ci saremo anche domani forse, ma sì dai. Domani sì, perché domani per il gioco ho invitato delle donne.
che ci seguono, hanno detto venite, ho detto sì, perciò... Vabbè, ragazzi, ci vediamo domani, chiudiamo 5 minuti prima, visto che abbiamo cominciato puntuali, le cose giuste non le facciamo mai, dunque salutiamo Giuseppe Forte, vatti a riprendere un po'. Arrivo. Allora intanto salutiamo Gigetto, ciao Gigi, buon lavoro per domani. Buonanotte. Io non posso anche perché ho una patente scaduta. Questa cos'era? Ah, la ruota della fortuna. No, Ah, ok, il prezzo è giusto. giusto. 100. Ciao ragazzi. Buona